Morta a 34 anni dopo aver dato alla luce il secondogenito a Oderzo, lo strazio del marito. Era felice, voleva vedere il piccolo. Ora dovrò dire a mia figlia che ha un fratellino, ma non l'ha più la mamma. Voglio giustizia. La Procura di Treviso aprirà un fascicolo e disporrà l'autopsia sul corpo della giovane madre. Intanto ad Annone Veneto c'è dolore e sconcerto per quanto accaduto. 34enne istruttore di nuoto e maratoneta muore nel sonno, shock a Montebelluna. Il giovane partecipava ogni anno al Palio cittadino. Mentre l'inchiesta 'ndrangheta sembra destinata ad allargarsi, il mondo produttivo si interroga sugli imprenditori finiti nella rete delle cosche. Confartigianato, non vergognatevi a chiedere aiuto. Dopo i 2 casi di tubercolosi di un alunno ed una maestra, i test in corso hanno evidenziato una debole positività per una seconda maestra della stessa classe. Vertenza Sirti, i lavoratori nelle 5 sedi del nord-est della società che opera nelle telecomunicazioni sono scesi in piazza questa mattina a Treviso contro lo spettro esuberi. Qualità dell'aria, gli assessori dei comuni capoluogo del Veneto al lavoro per redigere un'ordinanza antismog uguale per tutti. Si metterebbe così fine al caos di deroghe e orari. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano ancora il dramma della giovane mamma morta a 34 anni dopo aver dato alla luce il secondogenito all'ospedale di Oderzo, lo strazio del marito. Sentiamo. Il dolore è immenso. Perdere una moglie, una mamma di una bambina di 3 anni e mezzo e di un bambino appena nato, una sofferenza che comunque non è facile sopportare. Il dolore per la perdita della moglie è palpabile nelle parole di Antonio. In quello che doveva essere uno dei momenti più belli della vita, Francesca Schirinzi ha dato alla luce un bellissimo bimbo, poi la tragedia. L'ultima volta che hai visto Francesca? Il giorno ero in parto con lei. Lei era contenta, cosa le diceva? Era contenta, aspettava di vedere il piccolino, il maschietto, dopo la femminuccia, nella sua famiglia soprattutto che erano tutte femmine, quindi è arrivata la novità il maschietto, quindi è normale, era una gioia. È contentissimo soprattutto perché comunque aveva la mamma che non stava bene, aveva paura che la mamma non riuscisse a vedere il piccolo e quindi invece mi sa che la nonna vedrà il piccolino ma la mamma no. La piccolina? La piccolina il papà per ora il papà ancora perché il piccolino non è arrivato a casa. Quando però poi il piccolino arriverà a casa ma non si troverà la mamma e lì poi bisogna capire un po' come fargli spiegare la situazione perché comunque non è facile dirgli che è arrivato il fratellino ma la mamma non c'è. Una ragazza di 34 anni, ha una bimba alle spalle di 3 anni e mezzo e il piccolino che ho preso in braccio prima di andare dalla mamma, che faceva una tenerezza. È difficile superare questi momenti. Non è possibile morire di parto a 34 anni. Antonio ha deciso di presentare denuncia alla Procura di Treviso. Non posso dire se non è stato fatto abbastanza, se non è stato fatto il giusto, non voglio entrare nel dettaglio perché non è di mia competenza e non ho le capacità né le facoltà di dirlo. Sicuramente voglio capire cosa è successo, quindi l'unico modo per capirlo è avviare un'indagine della magistratura e chiarirà la situazione. E a pensarlo nello stesso modo sono tutti i familiari. Noi sappiamo che la ragazza è entrata in ospedale che stava bene veramente, cioè ora non era che aveva dei problemi, non aveva nessun tipo di problema. Avete fiducia nella giustizia? Ovviamente abbiamo fiducia nella magistratura. In attesa dell'esito della magistratura si guarda avanti. Antonio, distrutto dal dolore, ha aggiunto come secondo nome al piccolo quello della moglie. Dobbiamo andare avanti, la vita va avanti, però voglio anche che sia fatto chiarezza su quello che è successo. E la Procura di Treviso aprirà un fascicolo e disporrà l'autopsia sul corpo di Francesca Schirinzi. Intanto ad Annone Veneto c'è dolore e sconcerto per quanto accaduto.
La Procura della Repubblica di Treviso aprirà in queste ore un fascicolo d'inchiesta sulla morte di Francesca Schirinzi. Il pubblico ministero Valeria Brunetti disporrà immediatamente l'autopsia sul corpo della mamma 34enne per cercare di chiarire le cause della morte e verificare eventuali responsabilità dei sanitari dell'ospedale di Oderzo. L'esame autoptico potrebbe essere eseguito lunedì prossimo. Fino in fondo alla vicenda vuole andare anche l'ULSS 2. In giornata si sono svolti 2 audit, 2 incontri con i referenti regionali del sistema sorveglianza della mortalità materna, ITOS, per ricostruire nel dettaglio col personale di ostetricia, sala parto e sala operatoria la sequenza cronologica dei fatti avvenuti nella notte tra martedì e mercoledì. Le risultanze saranno poi discusse nell'ambito del Comitato regionale per la valutazione dei casi di morte materna. Ad Annone Veneto la scomparsa di Francesca ha colpito e sconvolto un'intera comunità. Non abbiamo parole, da ieri siamo tutti addolorati e costernati, veramente tutta la comunità, quelli che ho sentito, il parroco, altre persone che conoscono la famiglia. Naturalmente è un momento di grande dolore. È tutto l'insieme che lascia veramente affranti e vicini, ecco, questo possiamo dire, vicini con quello che per quello che possiamo essere vicini a questo dolore e alle persone provate da questa perdita. Alla scuola materna parrocchiale del capoluogo, frequentata dalla primogenita di 3 anni e mezzo di Antonio, militare al CIMIC Group di Motta di Livenza, e di Francesca, c'è poca voglia di parlare. Siamo già abbastanza scossi da questa notizia, non ci sentiamo di dire niente. Domani le attività termineranno alle 13, si legge nel cartello affisso al cancello, in segno di lutto. Alle 18 in chiesa Nuova a San Vitale il rosario in memoria di Francesca. Tra i familiari dei bimbi c'è sconcerto. Non dovrebbero succedere, la tecnologia che abbiamo adesso è tutto un insieme di cose, però succede, è la vita purtroppo, e questo è che fa paura, è questo, che c'è sempre l'imprevisto su tutto. Ma è qua adesso il problema è che c'è un marito con 2 bimbi e non è una cosa da poco, ha perso la moglie e i bambini cosa fa? Tragedia la scorsa notte a Cairano San Marco, è morto l'istruttore di nuoto Marco Montagnier, 34 anni, era un atleta del palio e anche maratoneta, delutto nella contrada, Posmon, il pozzo dove gli amici hanno postato appunto tutto il loro dolore per questa prematura scomparsa. È venuto a mancare un nostro simbolo, prima che un atleta, prima che un amico, scrivono, un pilastro ed un esempio per tutti noi di dedizione, di disponibilità, umanità. Un grande dolore ci affligge, tutta la nostra contrada è vicina in questo momento così difficile alla moglie Monica e alla famiglia. Ci piace ricordarti così, scrivono gli amici della contrada, con il tuo gran sorriso e la maglia arancione. Mentre l'inchiesta sull''ndrangheta in Veneto sembra destinata ad allargarsi, il mondo produttivo si interroga sugli imprenditori finiti nella rete delle cosche. Dalla Confartigianato l'appello agli imprenditori che si trovano in difficoltà: non bisogna vergognarsi a chiedere aiuto. Sentiamo. È meglio perdere tutto che andare incontro a questa gente qua, perché questa gente qua ti fa perdere tutto lo stesso, perché perdi tutto lo stesso e ti tieni anche sotto scacco. Meglio falliti che in mano alla mafia. Le parole dell'imprenditore trevigiano picchiato e minacciato dall''ndrangheta che voleva impossessarsi della sua azienda sono diventate un simbolo, il simbolo di quell'imprenditoria sana che, nonostante debba affrontare un percorso durissimo, ha deciso di denunciare scoperchiando gli affari della mafia in Veneto. Certo ci vuole coraggio, molto coraggio, a denunciare, come a chiudere la propria attività pur di non finire nelle grinfie di certe persone. Di qui l'appello delle associazioni di categoria. Ed è meglio, giustamente, come ha detto, chiudere bottega. Non è vero che la persona rischia di perdere la propria dignità, ma bisogna anche dire che piuttosto di andare in mano a delle persone che comunque la dignità te la fanno perdere, è meglio avere il coraggio magari anche di chiudere e soprattutto avere il coraggio anche di chiedere. Soprattutto se ci si trova in difficoltà non bisogna vergognarsi a chiedere aiuto, anche se questo non è facile in un territorio come il Veneto, fatto di tanti piccoli imprenditori che nell'azienda investono tutta la propria vita. Non vergognatevi, adesso fortunatamente sta entrando anche in vigore la nuova legge sul fallimento che cerca anche di prevenire e di aiutare.
Ed ancora sull'inchiesta relativa alle infiltrazioni mafiose nel nostro territorio, il contabile dell''ndrangheta era alloggiato in un appartamento Ater di Roncade, mentre l'inchiesta sull'organizzazione legata al clan calabrese Grande Aracri prosegue. Nel comune trevigiano si cerca di capire come Leonardo Lovo possa aver avuto accesso all'alloggio che era stato assegnato con graduatoria. Domiciliato, anche se senza alcuna ufficialità, in un alloggio Ater, è ritenuto il contabile dell'organizzazione legata all''ndrangheta sgominata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia. La presenza nel proprio territorio di Leonardo Lovo, 47enne di Campo San Piero, formalmente residente a Campagna Lupia, per di più in un alloggio popolare, siamo nella zona di Via Rossi, inquieta il sindaco Pieranna Zottarelli. Il fatto in sé è assolutamente inammissibile e sconcertante, perché la gravità delle accuse è tale da far tenere alta l'attenzione anche sul nostro territorio. Come sindaco chiedo massima fermezza e applicazione rigorosa della norma, perché non possiamo tollerare nel nostro territorio che vi possano essere infiltrazioni o peggio ancora un sistema che va radicando, tentando di radicarsi sul territorio, che è un territorio sano, con un tessuto produttivo e una correttezza di comportamenti delle persone che non va assolutamente minata. Al di là del ruolo di Lovo nell'organizzazione, a far arrabbiare il sindaco di Roncade è la sua presenza in un alloggio Ater, immediate le verifiche del comune. La persona sotto inchiesta non è assolutamente assegnataria di casa Ater e quindi non aveva alcun titolo, se non autorizzato per ospitalità, ad essere lì, e allo Stato non ci risulta avesse alcuna autorizzazione in merito. Per cui è da indagare attraverso le azioni che stanno svolgendo in maniera assolutamente eccelsa le forze dell'ordine per quale motivo si trovasse in quell'abitazione. Gli accertamenti proseguiranno su chi gli ha dato ospitalità, indagini sono in corso anche da parte delle forze dell'ordine. Al di là del caso specifico, Zottarelli è molto chiara. Vi sono delle disposizioni ben precise che gli assegnatari degli alloggi popolari conoscono perfettamente. Quindi se qualcuno fa il furbo è necessario individuarlo e provvedere anche alla revoca dell'assegnazione. Dopo i 2 casi di tubercolosi di un bambino e di una maestra in una scuola trevigiana, i test in corso hanno evidenziato una debole positività per una seconda maestra che insegna nella classe interessata dall'evento. Lo rende noto l'azienda ULS 2 della Marca, che ha avviato a scopo di massima precauzione, visti i precedenti casi, la terapia specifica a domicilio anche per la seconda insegnante. Continuano a migliorare intanto le condizioni sia del bimbo che della prima maestra, tuttora ricoverata al Cafoncello. Sugli ultimi risultati dei controlli il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ha aggiornato oggi le autorità scolastiche ed il sindaco del comune interessato. Lunedì prossimo verrà convocato un incontro per genitori e personale della scuola. Domani verranno letti i risultati dei test sui 44 operatori della scuola ed altri 24 bambini seguiti dalla maestra ricoverata. Lunedì 18 marzo inizierà invece il test per circa 400 bambini che frequentano la scuola. Tutti i soggetti positivi seguiranno il percorso di approfondimento ordinario che prevede in prima battuta la radiografia del torace e poi eventuali ulteriori approfondimenti con gli specialisti competenti. Ed ora la pagina dedicata al mondo del lavoro, vertenza Sirti. I lavoratori delle 5 sedi del nord-est della società che opera nel settore delle telecomunicazioni sono scesi in piazza questa mattina a Treviso contro il piano aziendale che prevede oltre 800 esuberi. Sentiamo. Questo paese non può solo e soltanto operare in questo settore con i subappalti. Questo no! Sono scesi in piazza a Treviso i lavoratori del nord-est della Sirti. Rischiano il posto in un centinaio tra le 3 sedi venete, Amareno di Piave, Lentiai e San Bonifacio, e quelli delle sedi di Udine e Trento. Al momento la procedura di licenziamento degli 833 dipendenti in esubero, il 25% dell'intera forza lavoro, è stata sospesa. Ora, annunciano i sindacati, inizia la parte più difficile del negoziato. Dopo aver ottenuto dal governo una sospensione dei termini della trattativa e quindi dei 75 giorni, chiediamo oggi un passo in più.
Tra una settimana le parti si incontreranno a Milano per verificare l'esistenza di un piano alternativo ai licenziamenti. Per noi l'unico esubero che consideriamo valido è zero e meritiamo comunque di poter lavorare come abbiamo sempre fatto da quasi 100 anni. Quindi siamo qui per questo è il nostro lavoro, sappiamo fare questo e lo vogliamo fare. Ma qui serve un piano di settore, serve capire dove cavolo va la telefonia in questo paese. Questo è il tema vero. E questo è un tema politico, con la P maiuscola. Un appello alla politica, perché il settore nel quale da quasi un secolo opera la Sirti, quello delle reti di telecomunicazioni, è strategico per il Paese. Non riusciamo a capire anche da parte del governo dove ci sia una visione di prospettiva. Vi ricordo che comunque tutti usiamo il cellulare, tutti usiamo la telecomunicazione, quindi è un settore che potrebbe avere dei larghissimi spazi. Bisogna solo capire cosa vuole fare anche il Paese rispetto a queste scelte. Qualità dell'aria in Veneto, gli assessori dei comuni capoluogo della regione si sono ritrovati oggi a Treviso per redigere un'ordinanza antismog uguale per tutti, ordinanza che entri in vigore a partire dal prossimo autunno. Si metterebbe così fine al caos di deroghe e orari che ha caratterizzato quest'ultimo inverno. Non ha confini né comunali né politici e gode di pessima salute. È l'aria che respiriamo in Veneto e che è al centro di una serie di iniziative per cercare di migliorarne la qualità. Gli assessori all'ambiente dei comuni capoluogo del Veneto stanno lavorando per arrivare ad elaborare un protocollo aria che a partire dal prossimo autunno uniformi le ordinanze antismog su un territorio sempre più ampio. Ci troviamo appunto ad avere dei comuni limitrofi che adottano provvedimenti diversi, questo crea un grosso disagio ai cittadini che spostandosi da un comune all'altro ovviamente si trovano ad avere provvedimenti diversi e conseguentemente anche sanzioni diverse. La volontà di costruire assieme le misure per il prossimo anno in modo da dare uno strumento unico ai cittadini che si devono misurare poi con le limitazioni per poter avere un quadro chiaro su come fronteggiare il problema dell'inquinamento atmosferico. Un protocollo anti-smog che gli assessori stanno elaborando affinché dai comuni capoluogo possa estendersi ad un territorio sempre più vasto. Il fatto che non ci sia un confine sulle deroghe ma siano tutti uguali è chiaramente positivo, poi ancora di più se riusciamo a coinvolgere anche i comuni più piccoli per far sì che ci sia la massima uniformità, proprio perché effettivamente se sono tutti comuni abbiamo un risultato sicuramente migliore. Altro aspetto messo in cantiere nell'incontro di Treviso, quello di coinvolgere le attività commerciali nelle buone pratiche anti-smog. Troppo spesso d'inverno si vedono negozi con le porte aperte di riscaldamento in funzione al massimo, di qui la proposta di un concorso di idee per indicare i negozi virtuosi. Pensiamo di fare una specie di marchio di sostenibilità ambientale per coinvolgere gli esercizi commerciali per tenere le porte chiuse e quindi entrare su una speciale classifica di best practice di sostenibilità ambientale degli esercizi commerciali. Ci fermiamo ora per la pubblicità, a tra poco, restate con noi. Rieccoci in studio con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Torniamo ora a parlare di autonomia del Veneto, nuovo affondo del vice premier Di Maio che torna a parlare di coesione nazionale, la replica del costituzionalista Bertolissi. Sentiamo. Il Movimento 5 Stelle sarà in questo governo il garante della coesione nazionale. Si devono rispettare i referendum che hanno portato avanti i cittadini delle regioni che chiedono autonomia, ma non a discapito di altre parti d'Italia o della coesione nazionale. Parole e musica di Luigi Di Maio, il vice premier e capo politico dei Pentastellati a Matera, torna a parlare di autonomia con frasi che riaccendono il mai sopito dibattito nord-sud, anche perché poi continua. Ricordiamoci, dice, che la prima area d'Italia che ha bisogno di più lavoro, sviluppo e imprese è proprio il sud. Ma a chi sta seguendo passo dopo passo il non facile percorso verso l'autonomia del Veneto tra equilibri e contrappesi, quelli di Di Maio sembrano vuoti slogan. Se parte dal presupposto che qualcuno voglia far venir meno la coesione sociale, il presupposto non esiste. Il punto è che qui si vuol far credere con queste battute, o meglio, quando si fanno queste battute, si presuppone che l'Italia sia coesa, mentre non lo è.
Non che vi siano contrasti fra i cittadini, è diseguale perché se guardiamo le tutele garantite dalla Costituzione ci sono parti del territorio dove queste tutele sono assicurate ed altre parti dove non sono assicurate. Il problema, sottolinea Bertolissi, è sempre lo stesso: autonomia non è secessione dei ricchi ma assunzione di responsabilità. E se ad esempio esiste un afflusso costante e certificato di utenti del meridione verso il nord, Veneto in particolare, per curarsi nelle strutture sanitarie, un motivo ci sarà. Il problema del regionalismo differenziato non ha niente a che fare con quel che si va raccontando, e cioè le regioni più ricche vogliono essere ancora più ricche, vogliono fregarsene del prossimo. Non è affatto così. E chi non sfrutta i talenti che ha, che è in difetto rispetto all'obbligo di solidarietà nei confronti della Repubblica. Perché l'obiettivo è uno solo: essere più efficienti e quindi di erogare più prestazioni e servizi. Questo è il problema del Paese. Le altre sono chiacchiere assolute. La politica ora con il doppio passo indietro del segretario della Liga Gian Antonio D'Arè, ma anche con le strategie del PD che punta al Polesine per riprendere quota in Veneto. Sono segretario e quindi il mio compito è quello di coordinare, di costruire e di fare. Secondo passo indietro in pochi giorni per Gian Antonio D'Arè. No al comune di Vittorio Veneto e no ad un seggio nel Parlamento di Bruxelles. 2 rinunce importanti per l'attuale segretario della Liga, concordate con il leader della Lega, Matteo Salvini. Io sono soltanto un segretario regionale del Veneto, magari anche importante, però le scelte aspettano il segretario federale. Scelte ma anche segnali chiari all'interno del partito. C'è chi vede l'ennesima prova di affidabilità della Liga nei confronti del leader del Carroccio e chi invece la sudditanza del Veneto nei confronti della Lombardia. Del resto in politica vince il consenso e in questo momento Salvini su questo piano risulta imbattibile. Così D'Arè raccoglie le candidature che poi il segretario federale sceglie in via definitiva. Federico Caner, Giuseppe Paolin, ci sono altri nomi di donne. Chiederei comunque gli impegni non mancano, lo dimostra il calendario dei prossimi mesi che abbina alle europee anche un notevole numero di elezioni comunali. In Veneto ci sono 21 comuni sopra i 15.000, quindi è una tornata importantissima, ci sono oltre 300 comuni che vanno al voto e noi vogliamo portare più sindaci sui nostri comuni. E sull'altro fronte come ci si prepara? Il Partito Democratico Veneto, dopo la svolta nazionale targata a Zingaretti, punta molto per le europee sulle province storiche per il consenso, che giocoforza con la vicina Emilia non può essere che per primo il Polesine. L'obiettivo dichiarato non è rosicchiare elettorato a nessuno, è riportare il PD a quell'elettorato che aveva precedentemente. Strategia leggermente diversa per le amministrative, dove il centro-sinistra conta molto sull'effetto traino di Rovigo, dove sindaco leghista e giunta sono naufragati ed ora il comune è commissariato. Rovigo non è neppure più il capoluogo della provincia di Rovigo, ma è il disastro della provincia di Rovigo e deve riappropriarsi del ruolo e delle competenze e ritornare ad essere una città propositiva. Torniamo ora ad occuparci della raccolta fondi per consentire al piccolo Gio di operarsi negli Stati Uniti. Ebbene, siamo a quota 230.000 euro. Il nostro piccolo Gio ha davvero conquistato il cuore di tutti i veneti. La corsa di solidarietà che abbiamo intrapreso tutti insieme è inarrestabile e i risultati sono incredibili. Oggi Erika Molinarolo, la mamma coraggio del nostro Giovanni, ci ha comunicato commossa che la raccolta fondi ha toccato quota 230.000 euro. È un fiume in piena, quello della solidarietà, che si ingrossa giorno dopo giorno, ora dopo ora, e l'obiettivo da raggiungere non è poi così lontano. Servono 400.000 euro per l'intervento chirurgico, grazie al quale Giovanni potrà stare meglio e camminare e giocare come i suoi coetanei. Un'operazione possibile solo in uno dei pochi centri specializzati al mondo, negli Stati Uniti. La campagna di raccolta fondi, sostenuta dal nostro gruppo Media Nord-Est con tutte le sue emittenti, va avanti e per le donazioni trovate l'IBAN del conto corrente anche nei nostri siti internet. Domenica poi alle 17 a Curtarolo è in programma la rappresentazione teatrale Pirati con la magia dei colori per raccogliere fondi sempre per Giovanni. Tutti insieme possiamo farcela per Gio, per dare il meglio a questo piccolo, grande tesoro.
Ed era questo l'ultimo servizio per stasera da Treviso. Vi ringrazio per essere stati con noi. Vi ricordo tra poco l'appuntamento con 20:10, ospite in studio questa sera l'avvocato della Sacra Rota, Michela Bellonna. È davvero tutto, vi lascio come sempre al nostro meteo e le previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Ben ritrovati al meteo. L'alta pressione non molla la presa, il nord-est sarà ancora baciato dal sole nella giornata di venerdì 15 marzo, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà possibile qualche foschia o nebbia mattutina, specie sulle pianure, cielo al massimo poco nuvoloso invece altrove. Temperature minime tra -1 e 5 gradi, massime comprese invece tra 14 e 17 gradi, ma con punte di 18 gradi sul Rodigino. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Sarà soleggiato anche sulla nostra regione, il cielo infatti si presenterà al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 2 e 8 gradi, massime comprese invece tra 13 e 16 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Tanto sole ovunque, il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso, salvo per locali spruzzate di neve sui confini alpini, ma oltre i 1000 metri di quota. Temperature minime tra lo 0 e 1 grado, massime tra 13 e 14 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.